Ciao, io sono Isabella Giacomuzzi e sono un ambassador di Promoturismo FVG. Sono diventata un ambassador di Promoturismo FVG per caso. La motivazione principale, una delle motivazioni principali è stata proprio quella di far conoscere agli abitanti del territorio, più che ai turisti, le peculiarità che hanno sulla porta di casa. Nell'articolo che ho pubblicato alla scoperta dell'antico comune di Sousans è un po' il coniugare tutta la mia esperienza e tutto il mio passato, perché alla base di tutto c'era un sogno che ho sempre avuto, che era quello di dormire nel castello di Sousans che apparteneva alla mia famiglia. Sono riuscita tramite Maddalena a trascorrere questa notte. Mi ha raccontato di questa mappa di comunità che avevano realizzato e della voglia di creare appunto un itinerario basato proprio su questa mappa di comunità. Al che ho detto ok, posso provarla, posso testarla. La vecchia quercia, la quercia centenaria, io non l'avevo mai vista, non c'ero mai stata, e quando sono arrivata sopra, ho salito quella piccola salita che arriva al culmine e da lì mi si è aperto tutto il panorama, è stata una cosa meravigliosa. Alla prossima tappa, che è l'ospedaliere di San Giovanni di Gerusalemme, con l'annessa chiesetta, che sono meravigliosi, ristrutturati e hanno anche la possibilità di fare dell'ospitalità a chi cammina. Dopo da San Tommaso si torna a Sousans, si visita la fontana del Borgovilla, che è speciale perché in pratica ha l'acqua che scaturisce dalla roccia. La mappa per vivere questa esperienza si può reperire presso le aziende che aderiscono a questo progetto, beneficiando dei loro servizi. Il percorso è ideale in ogni stagione, vi aspettiamo a Sousans, mandi a Ducci.